Buonasera a tutti ragazzi, sono il cane da fucking guardia e benvenuti, bentornati nella fanpage di Happy Farming Day Channel, Happy Farming Day Channel fanpage, e oggi siamo qui per una recensione sull'ultimo episodio della Old Friuli. Allora, cominciamo subito dall'inizio di questa puntata della Old Friuli, dove abbiamo visto Ludmillo stressato dal lavoro, stressato da tutto quello che sta accadendo ultimamente nella sua vita nella farm di Happy Farming Day. Cominciamo subito da un Ludmillo che innanzitutto ultimamente sta vedendo ed è ossessionato ed è quasi perseguitato, secondo la sua mente, da un fantasma, il fantasma della signora Concetta, scomparsa ormai da quasi un mese. Un Ludmillo che, stressato da tutto questo lavoro, non riesce a farsi la ragione che questo fantasma non esiste, perché nessuno l'ha visto, solo lui. Ma ora c'è da risolvere un quesito. Ma il fantasma esiste o no? Ludmillo, per chiarirsi le idee, si è voluto fare qualche goccetto di birra, andando nel solito bar dove tutti i vecchi friulani si riuniscono ogni mattina. Abbiamo avuto Ernesto e Fernando, due gentili signori che stavano bevendo la birra alle 8 del mattino, facevano un aperitivo, chissà quante birre si saranno scolati quella mattina. E insomma, un Ernesto che vuole convincere Ludmillo ad andare in un posto più tranquillo del Friuli. L'altro quesito che io mi chiedo è: qual è questo posto tranquillo del Friuli? E un'altra cosa che mi voglio chiedere: Ludmillo smetterà di lavorare per Happy Farming Day? Questa è una domanda che colpisce tutta la community di Happy Farming Day e che colpisce, secondo me, la dinamica e l'azienda e l'industria di Happy Farming Day, perché potrebbero esserci grossi cambiamenti. Quindi io vi consiglio ovviamente di restare sintonizzati sul canale del mio amico Paolo di Happy Farming Day Channel per capire cosa succederà nelle prossime puntate. Ehm, insomma, la situazione è veramente, veramente interessante, quindi chissà cosa accadrà nelle prossime puntate. Da questa recensione è tutto. Vedremo come sarà finito il confronto tra Ludmillo e il buon Happy Farming Day. Noi ci vediamo alla prossima. Arrivederci, grazie, ciao belli, ciao brutti, bye bye.